No, male, male, male. Non riesco e non voglio neanche ricordare. C'è tanta paura. Sì, anche di andare giù a buttare l'immondizia. Ho paura di tutto. Paura di tutto. È ancora sotto shock la donna di 49 anni, vittima di una brutale aggressione avvenuta a 2 passi dall'ufficio postale di Resana. Aveva appena prelevato al postamat di Piazzetta dei Donatori quando, dirigendosi verso casa, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, è stata raggiunta dal malvivente, come racconta il nostro microfono, chiedendoci però di restare anonima perché ha il terrore di ripercussioni. Se me li chiedeva, io glieli davo, prendevo i soldi e glieli davo. No, che mi ha aggredito e mi ha fatto un danno morale, fisico e tutto. E non so quanto mi durerà, non so. Cosa che non si dimenticherà con tanta semplicità. Io non vivo più questi giorni, sto sempre col terrore. Ho paura di guidare, di trovarmi qualcuno avanti per la strada. Cioè, posso vivere così? Lei si era accorta della presenza di questa persona? Sì, ho visto un uomo che era fermo, ma non gli ho dato importanza. Dopo, quando mi ha chiesto di fare una telefonata, io gli ho dato il telefono, gli stavo per dare il telefono e lui subito mi ha preso il volto, mi ha spruzzato lo spray agli occhi, peperoncino, mi ha dato uno schiaffo sul mento e l'orecchio e poi un calcio sulla pancia per lasciare la borsa. È quindi scappato in sella un motorino, ma è stato fermato dal marito della 49enne che nel frattempo la stava raggiungendo. Tra i due è nata una colluttazione, il rapinatore è riuscito a scappare a piedi dopo aver colpito più volte al volto con il casco il consorte della donna aggredita, riuscendo addirittura a cambiarsi d'abito. La sua fuga è durata poco perché i carabinieri l'hanno bloccato e arrestato non lontano dal luogo dell'aggressione. Lui, 31 anni, residente a Castelfranco Veneto, arcinoto alle forze di polizia, deve rispondere di rapina aggravata. È stato trovato in possesso sia di soldi che sono stati restituiti alla signora e sia di altri elementi che ci hanno consentito poi di trarlo in arresto. Si muoveva con uno scooter, tra l'altro lo scooter è risultato rubato, quindi questo poi ci ha consentito, anche attraverso tutta una serie di ricostruzioni, di addebitare, chiaramente ancora siamo nella fase delle indagini preliminari, altre 2 rapine che aveva commesso sempre a Castelfranco nel mese di luglio con le medesime modalità. Se lo trovasse davanti, cosa gli direbbe? No, ma neanche mio marito non so cosa gli farebbe. Io no, avrei solo paura di nuovo, sì. Avrei paura, lo ammetto, sono una persona forte, però in questo caso